Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con Voi la Linea, sguardo puntato sulle istituzioni, e per questo ci colleghiamo con Daniele Paroni, che ha seguito a Udine la firma di una convenzione fra università e prefettura che dà il via a un rapporto di collaborazione tra le due realtà. Gli studenti potranno entrare nella sede prefettizia e lavorare al fianco di funzionari e impiegati. Daniele, allora a te. Grazie della linea, Rettore. Allora, oggi c'è stata una firma importante, il titolo potrebbe essere l'università, gli studenti universitari entrano in prefettura. Sì, per noi è molto importante, soprattutto per i nostri studenti, perché consideriamo che sia la collaborazione con la prefettura molto importante per la loro possibilità di ampliare il bagaglio formativo. Naturalmente, grazie alla disponibilità della prefettura, è possibile che i nostri studenti svolgano dei tirocini seguiti da dei tutor locali che potranno essere da una parte come dire, formativi, ma dall'altra parte anche nel servire da orientamento per il mondo del lavoro, cioè entrare a contatto diretto con una realtà lavorativa che è piena di attività che magari non sono così conosciute come dovrebbero. Senta, che cosa faranno questi ragazzi? Beh, si affiancheranno a dei tutor, naturalmente seguendo i percorsi amministrativi e soprattutto sulle diverse realtà, attività in cui la prefettura è occupata. È chiaro che si rivolge principalmente a studenti che abbiano un bagaglio giuridico, però non è escluso che poi vengano coinvolti naturalmente coloro che hanno formazione economica o anche mediazione culturale. È importante ricordare che la convenzione è a 360 gradi, non è limitata ad un solo percorso di studio. Senta, lei lo ha ribadito oggi, questo è solo un punto di partenza. Beh, diciamo che poi si risottoscrive, cioè una continuazione di un percorso già iniziato. Devo ringraziare anche il prefetto Marchesello, che è estremamente sensibile e desideroso di svolgere con noi assieme una forte attività di formazione che può essere utile appunto per l'università, ma credo possa essere altrettanto utile anche per la prefettura, per avere contatto con giovani desiderosi di intraprendere carriere che hanno a che fare con questo tipo di lavoro. Prefetto, si è capito l'entusiasmo che lei ha trasmesso rispetto a questa iniziativa. L'università entra in prefettura, ma ci sono, lo ribadiva adesso il magnifico Rettore, anche opportunità di occupazione. Assolutamente sì, siamo tra virgolette egoisticamente interessati a questa collaborazione con l'università che già era nata e su cui stiamo lavorando. Quindi attingeremo sicuramente al Dipartimento di Scienze Giuridiche per avere laureandi che ci diano un supporto su tante questioni che hanno una rilevanza giuridica, quindi la materia del diritto che qui è ben masticata e su cui veramente tante questioni a volte ci complicano la vita, ma su cui veramente la collaborazione dei ragazzi è per noi fondamentale. Ovviamente ben supportati e guidati, perché entrano in un mondo assolutamente nuovo. Ci sono poi prospettive, perché può essere attrattivo e interessante per loro fare i concorsi, che comunque sicuramente, ecco, alla luce anche delle recenti immissioni nei nostri ruoli di funzionari piuttosto che di dirigenti, può essere interessante. Anzi, vorremmo fare pubblicità anche perché abbiano un futuro in questo tipo di amministrazione. I primi ingressi? I primi ingressi subito, perché abbiamo già una discreta fila, spero, ma comunque abbiamo già delle candidature, quindi avremo a breve, con i colleghi che daranno tutoraggio, la possibilità di essere già indirizzati e immessi nella nuova sede della prefettura. L'esperienza durerà quanto? L'esperienza dura, mi sembra, 6 mesi, quindi è un percorso che comunque ha una sua validità e un suo come dire, fondatezza, perché avere comunque a spot presenze non ha senso. Noi tra l'altro abbiamo anche una collaborazione che stiamo attivando con l'Ordine degli Avvocati, con cui sottoscriveremo a breve, anzi andremo a rinnovare un protocollo già in essere, quindi avremo laureati che verranno a fare qui tirocinio a tutti gli effetti riconosciuto. E poi un'altra cosa, anche l'alternanza scuola-lavoro, così come la chiamavamo prima, ha già un suo valido ingresso la prossima settimana con dei ragazzi del Malignani che verranno a darci una mano dal punto di vista soprattutto informatico. Io ringrazio il prefetto Marchesiello, il magnifico Rettore Pinton, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Daniele Paroni. Voltiamo pagina: non solo irrigazione, attività di bonifica idraulica del territorio, ma anche energia elettrica da fonti rinnovabili, bonifica ambientale di siti inquinati, attività di dragaggio, manutenzione della viabilità lagunare. Sono molteplici i fronti che vedono impegnati sul territorio i consorzi di bonifica. Di questo si parlerà venerdì pomeriggio a partire dalle 16:30 in Castello a Udine, in occasione di un convegno organizzato in occasione dei 100 anni dei consorzi di bonifica. Ne abbiamo parlato con Rosanna Clocchiatti, che rappresenta tutte le realtà del Friuli Venezia Giulia. Si associa normalmente l'attività dei consorzi di bonifica all'irrigazione. Quanto fanno però i consorzi sul territorio è questo e anche molto altro. Occasione per spiegarlo sarà il convegno organizzato venerdì pomeriggio in Castello a Udine in occasione dei 100 anni dei consorzi di bonifica. Sì, diciamo che partiamo da quella che è la caratteristica per cui sono conosciuti i consorzi e che 100 anni fa hanno dato il via, no? Tutto quello che è stato il lavoro sul territorio italiano. I consorzi noi molto semplicemente diciamo che portano l'acqua dove non c'è, quindi irrigano, portano l'irrigazione e la tolgono dove ce n'è troppa, quindi facciamo bonifica idraulica e difesa del suolo. I consorzi questo lo fanno, è ormai diventata un lavoro costante e l'abbiamo visto quest'estate con la siccità e lo stiamo vedendo con le grosse piogge di questi periodi. Però c'è qualcosa d'altro per cui i consorzi stanno andando avanti e con la legge regionale del 2015 hanno tutta un'altra serie di funzioni che sono legate anche a quello che è un discorso energetico, per cui parliamo di fonti rinnovabili e di produzione di energie rinnovabili, parliamo di bonifiche ambientali, quindi bonifiche su siti inquinati e sul territorio friulano, soprattutto dove ci sono stati grossi insediamenti industriali, sono molto importanti. E poi parliamo anche di dragaggi nella laguna, dragaggi per permettere tutta una certa attività sia del mare ma anche turistica, oltre a quello che poi in un territorio così importante permette lo sviluppo di un territorio stesso con tutta l'attività tra agricoltura e industria. Lei ha ricordato una legge regionale che ha assegnato di fatto nuovi compiti ai consorzi di bonifica, ma poi ci sono anche tutti i cambiamenti che riguardano tutti noi, a partire da quello climatico, che danno delle indicazioni, ci mettono nelle condizioni a nostra volta di dover cambiare. Beh, decisamente direi, un esempio quest'anno l'abbiamo avuto molto rilevante perché abbiamo avuto un'estate siccitosissima, si parla addirittura del 2003 per un'estate simile ma non così pesante, perché quest'anno oltre all'acqua superficiale, quindi dei grandi fiumi, dei canali, mancava anche quella delle falde, avevamo avuto il 50% di precipitazioni in meno e questo si è visto ed è stato anche molto pesante, no? Oltre ad elevatissime temperature, ma soprattutto continuiamo a vedere queste bombe d'acqua che nei periodi diciamo autunnali, ma possiamo parlare di settembre, ottobre, speriamo non si riverifichino, no? Arrivando alla fine dell'anno, stanno creando in pochissime ore delle precipitazioni molto molto consistenti, tant'è che se pensiamo che tutta una serie di precipitazioni che normalmente cadono in un mese cadono in 2, 3, 4 ore, poi vediamo quello che può succedere a Grado, quello che può succedere a Lignano, perché sono delle vasche, sono terreni sommersi che se non vengono dragati o non vengono diciamo così, aiutati a far uscire l'acqua, rimangono praticamente sott'acqua. Quali sono le sfide per il futuro dei consorzi? Beh, le sfide sono molteplici, i consorzi, io dico, non sono un ente di 100 anni fa, ma sono un ente che prende tutto quello che si è fatto 100 anni fa ed ha continuato a crescere, per cui oltre alle attività classiche abbiamo tutta una serie di attività di bonifiche ambientali, bonifiche dei siti inquinati, abbiamo anche la difesa idraulica, sempre di più noi siamo in un territorio che si chiama la Piccola Olanda, sempre di più abbiamo la necessità di potenziare quei sistemi proprio per i cambiamenti climatici e permettere l'insediamento, oltre che dei comuni, delle amministrazioni, della popolazione, e di proteggere questi, anche di dare sviluppo alle imprese agricole in primis, che sono, diciamo così, il nostro sistema, i nostri maggiori referenti, ma anche tutti i siti che siano industriali, turistici e che quindi ci permettono di avere anche uno sviluppo del territorio, ma anche economico.
E proprio per guardare avanti a quelle che possono essere le nuove sfide, in particolare in questo territorio, ci sarà un'occasione importante venerdì in Castello a Udine con un convegno che di fatto farà sedere attorno allo stesso tavolo quelli che sono gli interlocutori principali con i quali costantemente i consorzi si rapportano, l'ANCI, quindi i comuni del territorio, l'assessorato regionale competente e poi anche i rappresentanti del mondo dell'industria. Beh sì, questo è un tavolo, diciamo, dove tutte le parti e le anime, no, del nostro lavoro sono rappresentate. Qui abbiamo i comuni, con i comuni c'è una forte collaborazione, è costante. Io ricordo sempre che all'interno degli amministratori dei consorzi c'è la presenza degli amministratori comunali all'interno delle stesse deputazioni, quindi c'è un forte legame di collaborazione e di tutta quella che è la salvaguardia del territorio, la salvaguardia idraulica, ma anche lo sviluppo del territorio stesso, come dicevamo prima, sia agricolo che industriale e turistico. Abbiamo l'industria, parlavamo prima di bonifiche ambientali, parlavamo di dragaggi su tutta la laguna, parlavamo anche di manutenzione delle vie navigabili, che sono comunque degli strumenti importantissimi per quei territori lì e soprattutto per l'insediamento di nuove realtà e di nuove imprese. Lo stiamo già vedendo dove si sta facendo questo lavoro, per cui parliamo di sviluppo industriale del territorio. E poi c'è l'agricoltura, che è il nostro assessorato di riferimento, che è l'assessorato con cui collaboriamo strettamente e che negli anni ci permette, non ultimo anche gli ultimi finanziamenti arrivati, di modificare e ammodernare tutto quello che è il sistema agricolo. L'agricoltura sempre di più ha la necessità di essere un'agricoltura di qualità. Se non c'è acqua non si fa agricoltura. In territori dove normalmente non c'erano problemi di siccità, stiamo vedendo che con i cambiamenti climatici abbiamo la necessità di acqua, per cui in un territorio così piccolo, ma io dico anche così variegato, c'è la necessità di continuare a lavorare. E in questo la Regione, l'assessore Zanier e il presidente Fedriga hanno dato una grossa spinta, anche investendo su quelli che sono i piccoli laghetti, li chiamiamo, per dare la possibilità in territori non irrigati di portare un po' di sollievo e di garantire anche qui la produzione e le imprese che poi sul territorio si insediano e continuano a lavorare. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a voi la linea torna tra poco, restate con noi. Seconda parte di A voi la linea. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e la LILT, la Lega Italiana per la lotta ai tumori, ha presentato tutte le sue iniziative con il progetto di ampliare anche le visite senologiche gratuite. La conferenza stampa si è tenuta oggi al Palazzo della Regione a Udine. A seguirla per noi c'era Alexis Sabot. Giornata importante, mese importante, quello della prevenzione. A ottobre ne parliamo con Giorgio Arpino, presidente della LILT. È davvero un mese importante, anche perché la pandemia ha rallentato la prevenzione e i numeri sono importanti. Ha rallentato sì, purtroppo, anche se i dati per noi sono andati comunque bene, perché abbiamo sofferto delle restrizioni, ma siamo riusciti a operare comunque alla grande in questi 2 anni, tant'è vero che ho fatto vedere all'inizio i numeri, siamo cresciuti comunque nel calo iniziale dal 2019, ma abbiamo ripreso alla grande nelle nostre attività. Siamo riusciti a erogare tantissime ore in più di servizio così, alla società e alla sanità pubblica in tutti e 3 gli elementi della prevenzione, primaria, secondaria e terziaria, quindi scuole, conferenze, visite, siamo ritornati sulle 900 visite l'anno e poi abbiamo rinforzato quello che è la terziaria, in cui siamo veramente preparati, insomma, e rinforzati. Siamo partiti nel 2005. Partiamo sempre dal concetto che dietro ogni malattia o animale i medici oggi curano veramente bene, cioè la sopravvivenza ormai ha superato nel tumore, ha superato il 67% in Italia. Nel tumore al seno, qui in Friuli Venezia Giulia siamo quasi all'89%, cioè altissimo rispetto all'87% di media Italia. Quindi vuol dire che funziona, ma dietro l'animale c'è una persona, e dico persona, che abbia gli occhi azzurri, che la pelle chiara, scura,
biondo, ecco, soffre una tempesta, diceva il presidente della tempesta perfetta, soffre veramente di un temporale grossissimo, tale da sconvolgere la mente, vivrò, non vivrò, cosa succederà alla mia famiglia. Ecco, noi interveniamo in questo per riprendere la persona, rimetterla insieme alla famiglia, molte volte rimettere la famiglia insieme alla persona ed entrambe rimetterli nella società. Partiamo da rieducazione così motoria, fisica, con il piacere del movimento, con dei corsi individuali fatti da un professore laureato in scienze motorie, il quale ha preso un master all'Istituto dei Tumori di Milano e quindi incontra persone in due, in uno, in due. Poi lo psicologo, in questo caso la psicologa anche da noi, non più solo in ospedale, poi non so, il belle come prima, cioè il piacere di ritruccarsi per le donne con materiali adeguati alle persone però ammalate, no? Quindi con materiali compatibili, ma poi l'agopuntura, lo shiatsu, sono tutte terapie. Poi uno yoga che è riprendere la capacità di concentrarsi. Ogni venerdì sera, sempre a ingresso libero ma con iscrizione, c'è un corso di 3 ore a gruppi, dura un certo numero di sedute. Tutto questo che sto dicendo è tutto gratuito, quindi abbiamo un grosso recupero delle persone ed è nostro onore poter dire averlo fatto. Ci è riconosciuto sia dalla Regione, che ci ha dato un contributo, un finanziamento in materia, ma anche dal Comune di Udine. Alternativamente un anno l'uno e un anno l'altro, speriamo che l'anno prossimo uno dei due ci aiuti ancora. I numeri della nostra regione sono confortevoli e quindi significa che la prevenzione sta funzionando e anche la vostra attività, perché non dimentichiamoci anche le visite senologiche gratuite che sono a disposizione. Sì. Ecco, allora questo è il mese in rosa, il prossimo sarà il mese, il percorso azzurro, quindi dedicato agli uomini. Io vorrei però evidenziare che noi ogni mese, ogni settimana dell'anno abbiamo delle visite senologiche. Siamo arrivati addirittura al punto di fare degli accordi con i comuni, delle intese, per cui riusciamo anche ad andare sul posto a fare delle visite organizzate. Il 21 saremo a Precenicco, per esempio. Nel pomeriggio 10 visite e continuiamo così nelle valli del Natisone. Adesso firmeremo un'intesa con 7 comuni che già intervengono, le farmacie ci aiutano. Faremo a Tavagnacco, la farmacia comunale ci aiuta, visite sul posto. Ecco. Non sempre, non dappertutto, la sede prevalente resta il centro medico di prevenzione e ascolto qui vicino al Palazzo della Regione, dove operiamo, torno a dire, dal lunedì al venerdì ogni giorno. Cambiamo argomento. Pordenone convive da sempre con i fiumi Noncello e Meduna che danno vita a scorci ambientali suggestivi, una convivenza però non sempre pacifica visto che i due corsi d'acqua spesso rompono gli argini allagando la città. Il vice sindaco Loperfido ha garantito interventi di mitigazione raccomandando ai cittadini in caso di calamità di seguire comportamenti corretti. Sentiamolo. Sindaco, che rischi ci sono per la città di Pordenone? Lei ha parlato dell'acqua, ecco, il legame col Noncello è profondo, ma soprattutto anche ci sono diverse occasioni in cui il Noncello è esondato. Ma diciamo che le bellezze del nostro territorio sono anche collegate a questi fiumi che noi abbiamo, il Meduna e il Noncello. È una città molto delicata dal punto di vista idrogeologico, per questo ci sono gli investimenti fatti anche con il sistema delle dighe, però ovviamente quando il maltempo genera situazioni di rischio, quelli idrogeologico, dobbiamo veramente fare attenzione. Noi siamo pronti per quanto riguarda tutto ciò che può essere fatto da parte della protezione civile, abbiamo un sistema che mette in sicurezza il territorio per quanto possibile. Quest'anno non abbiamo avuto grosse emergenze, però dobbiamo essere sempre pronti e su questo l'attività di formazione dei volontari della protezione civile è sempre costante, per questo vanno ringraziati. In un rischio una campagna importante, se ne è discusso oggi a Pordenone, presenti le autorità, ecco di cosa si tratta, appuntamento 15 e 16 ottobre in diverse città.
Io non rischio una campagna nazionale del Dipartimento di Protezione Civile che a Pordenone può vantare un gruppo di più di 80 volontari, Protezione Civile che tanto fa insieme ai Vigili del Fuoco, la regia di Sua Eccellenza il Prefetto, quando accadono eventi legati al rischio idrogeologico o anche sismico. Tutto questo viene fatto dalle istituzioni, però tanto può essere fatto anche da parte del cittadino, insieme ai volontari della Protezione Civile, una diffusione di sistemi di buone pratiche per fare in modo che l'attività di prevenzione appunto aiuti a limitare i danni. Come? Adottando atteggiamenti volti a sapere come comportarsi nel caso di rischio idrogeologico o di caso di rischio sismico, allorché verificandosi questi eventi con comportamenti accorti, adeguati, si possono prevenire situazioni più drammatiche. Un esempio su tutti: se si sa che sta per alzarsi il livello delle acque con rischio di esondazione, nonostante sia una situazione difficile, non si deve andare nello scantinato a prendere la macchina, perché si possono rischiare situazioni drammatiche come è avvenuto anche recentemente. Quindi tutta una serie di informazioni che verranno distribuite sabato e domenica in Corso Vittorio Emanuele, aderendo a questa campagna Io non rischio, grazie ai volontari che diffonderanno queste informazioni. Torna il Ceghedaccio, l'appuntamento in programma venerdì 21 ottobre si appresta a colorare trasformandolo in una grande discoteca, il padiglione 6 della Fiera di Udine, con anche un'ampia area esterna. Venerdì 21 ottobre torna il Ceghedaccio e noi siamo qui pronti per partire. Beh, insomma, se guidi tu, io mi siedo qua dietro, così almeno carichiamo ancora qualcuno della redazione e andiamo. Senti, questo ritorno dopo anni difficili, però insomma c'è già stato un piccolo antipasto dove il successo si è visto dopo il Covid. Sì, effettivamente dopo 2 anni e mezzo di pausa abbiamo fatto la prima edizione post pandemia, il 20 maggio è andato molto bene. Adesso ci ripetiamo e siamo tutti molto carichi per fare una serata fantastica il 21 ottobre. Aspettiamo tutti, giovani e meno giovani, per questa serata ormai al 29esimo anno di musica anni 70, 80 e 90 che speriamo faccia felici tutti. Quindi si ritorna ai livelli pre-pandemia o si vuole puntare ancora di più? Beh no, per pandemia va già bene, poi puntare di più, tutti ci piace avere di più, ma noi stiamo sul nostro, facciamo il nostro. Ricordiamo dove e in particolare come è strutturata la serata, come naturalmente viene organizzata da te da tanto tempo, poi insomma dietro c'è tanto lavoro. Beh, intanto lo facciamo alla Fiera di Udine ormai dal 2004. Diciamo che il lavoro di squadra ha pagato questi anni perché ci sono tantissime persone che lavorano ogni giorno per far sì che questa manifestazione venga fuori bene e noi ci contiamo, abbiamo una squadra veramente eccezionale di persone affiatatissime che ci tengono a far funzionare le cose. Cerchiamo sempre di metterci qualcosa di nuovo, di positivo anche negli allestimenti e sarà così anche questa volta. Cerchiamo di dare il meglio di noi, anche se è solo una serata, però ce la mettiamo tutta. La musica è protagonista, ma la scaletta si può dire già qualcosa in previsione del 21? Ma la scaletta non l'abbiamo mai fatta, non la facciamo mai. È tutto con i dischi in vinile, questo bisogna dirlo. Quest'anno sicuramente ci sarà un omaggio a Olivia Newton-John, che è mancata, che per noi è stata un grande amore, quelli della nostra generazione, perché Sandy è Sandy. E invece questo furgone quanti anni ha? Questo furgone è del 69 e quindi ne ha parecchi. Però insomma un po' il simbolo, possiamo dirlo, del Ceghedaccio. Sì, negli ultimi anni sì, anche se in realtà questo nasce con Woodstock, no? Nel 69 appunto, e poi noi l'abbiamo preso in carico una quindicina d'anni fa, è diventato uno dei nostri gioielli, insomma, per andare in giro, per fare promozione, ma soprattutto anche per far sorridere tutti, dai bambini agli adulti, quando passi per strada ci salutano e noi siamo molto contenti. E arrivano anche da fuori regione per questa serata, hai già qualche mail? Sì. Già... Più di qualche mail da Vicenza, da Padova, anche dalla Carinzia per i tavoli riservati, che comunque ci fa molto onore anche questa cosa qui, perché ormai con internet insomma è trapassato tutto e ci conoscono e ci fa molto piacere. Previsioni di numero di partecipanti è ancora presto da dire perché c'è ancora tempo. Sì, è presto, ma insomma, aspettiamo, intanto speriamo che sia bel tempo, perché se è bel tempo secondo l'allestimento verrà fatto anche all'esterno come a maggio, quindi interno e esterno, se c'è bel tempo ci aiuterà sicuramente a far sì
che la gente stia bene anche fuori, anche perché visto le temperature di questi ultimi anni, insomma, ci contiamo. Tutte le informazioni le trovano sul sito www.ceghedaccio.com, Instagram, Facebook, tutti i social. L'appello è di venire sereni, di essere tranquilli, una serata di gente per bene, che vuole solo divertirsi, senza eccessi, senza altre cose che non ci interessano. Solo bella musica, solo divertimento e solo allegria e spensieratezza. Allora siamo pronti per partire, vai tu alla guida. Bene, vado. Finisce qui questa puntata di A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.